Il colonnello Fabio Soldà, medico dell'esercito italiano, è arrivato insieme a 5 infermieri marescialli nella casa di riposo di Merlara proprio nei giorni di maggiore emergenza, quando il virus faceva morire quotidianamente gli anziani e decimava il personale medico in isolamento per non infettare i pochi ancora negativi al Covid-19. La situazione che abbiamo trovato è una situazione senz'altro difficile, sia per le condizioni dei pazienti, sia per il morale dei pochi operatori rimasti. Direi che ci hanno accolto molto bene, ci hanno accolto veramente con il sorriso di speranza, e i nostri uomini, soprattutto i nostri marescialli infermieri, direi, soprattutto loro si sono spesi tantissimo nell'essere premurosi, attenti con questi anziani che sono particolarmente fragili, ripeto, e quindi hanno dato un po' una ventata di ottimismo e di fiducia in queste persone, nei degenti, negli anziani, ma anche negli operatori. Abituati a scenari di guerra e alle missioni all'estero, i militari hanno portato una ventata di energia all'interno della struttura dove era scoppiato il focolaio. Gli anziani sono diventati subito nonni da curare con affetto e tenerezza. All'interno della struttura questi anziani hanno subito instaurato un rapporto veramente di simpatia con molti infermieri, insomma, quasi fossero dei figli, stranamente, quindi siamo stati veramente accolti veramente bene, devo dire, con molta simpatia, e anche quella empatia che si viene a instaurare a volte è un elemento proprio che aiuta anche a tirare su il morale, contribuisce non poco sopra il recupero della persona. La struttura è stata sanificata dai militari e l'arrivo degli infermieri ha consentito un po' di riposo ai pochi operatori rimasti costretti a lavorare nei giorni precedenti 24 ore su 24. Procedure che ovviamente vanno adoperate in questi casi concordando una serie di protocolli sanitari, di sanificazione e bonifica, ma anche al tempo stesso di gestione proprio del personale, ripeto, personale molto delicato, quindi aveva bisogno un po' di tutto, anche dal punto di vista proprio di cure della persona, insomma, perché chiaramente stiamo parlando di 50 anziani che vanno un po' assistiti in tutto e per tutto, perché la maggior parte non era autosufficiente, insomma, non è autosufficiente.